Allora, abbiamo visto appunto come affrontare il lutto, parlavamo del suicidio. Cosa fare nei confronti, come comportarsi nei confronti di chi ha subito questo lutto, e quindi che tipo di comportamento avere, essere vicino o non essere vicini, che cosa dire, cosa non dire, che tipo di comportamento è corretto oppure no, in linea di massima, anche se tutto è estremamente personale. Leggo un messaggio: buongiorno a voi, non facile superare la scomparsa di una persona, piango i miei genitori e in particolare mia mamma, scomparsa per demenza senile. La mamma ti mette al mondo ed io la adoravo, avrei dato la mia vita per salvarla. Maurizio da Stra, Venezia. Se vuole rispondere a questo messaggio? Diciamo che c'è questo senso di mancanza molto forte, tipica di quando ovviamente si vive un lutto. Quello che possiamo dire è che in qualche modo nessuno ci può togliere il tempo che abbiamo vissuto con i nostri cari. Ecco, questo può essere... Quindi far tesoro di questi, anche di questi ricordi, anche se poi l'ultimo periodo, se una persona non è più presente a se stessa perché ha una patologia come demenza senile, Alzheimer, eccetera, bisogna ancorarsi ai ricordi belli di quando la persona c'era, perché per riuscire anche a vederla in un'ottica diversa, quindi c'è ancora una difficoltà ulteriore, tra l'altro, del vissuto con la persona, no? Certo, assolutamente. Come comportarsi nei confronti di chi ha subito un lutto e quindi vive questa cosa? Perché c'è anche una forma di imbarazzo, di non sapere cosa fare, cosa dire. Ecco, noi sappiamo che quando si vive un lutto, e soprattutto un lutto traumatico, il supporto sociale è un fattore protettivo importantissimo. Cioè il supporto sociale funziona proprio come fattore, diciamo, determinante anche proprio nella semplice quotidianità. Cioè ci sono delle persone che mi dicono vado a fare la spesa e la cassiera mi chiede come sto, perché magari vive in un piccolo paese, si conoscono, e anche quella semplice domanda, anche non necessariamente rivolta al fatto in sé che è avvenuto, ma che si sa essere avvenuto, può regalare un sorriso. Quindi anche una domanda, un interessamento è positivo? Sì, un interessamento è positivo, far sentire la vicinanza alla persona, che può essere un chiedere come stai o un, non lo so, fare una telefonata, anche non necessariamente parlando del lutto, però questo fa sentire le persone appunto accolte. Cosa ne dice, dottoressa? Sicuramente, noi l'abbiamo detto tante volte ai nostri amici, che per fortuna abbiamo numerosi e che ci aiutano anche nell'associazione, alcuni di essi, che senza di loro non saremmo sopravvissuti. Nel senso, gli amici, ma appunto basta un messaggio, basta dire sono qui, come stai, un giorno. Cioè, noi avevamo un amico che ci mandava dei video musicali ogni tanto, ogni 2 o 3 giorni, cioè delle piccole cose anche che non occorre pensare che la persona che ti è cara sta passando un momento terribile e tu gli dici ci sono. Ecco, questo è importantissimo. Assolutamente sì. E gli errori è un altro messaggio. Spesso non ci accorgiamo che il dolore, il trauma per chi subisce un lutto inaspettato è enorme e per riprendersi ci vogliono anche anni. Spesso pensiamo più a chi è morto che a chi è sopravvissuto. Ecco, analizziamo, ringraziamo i telespettatori e telespettatrici di questo messaggio, perché ce ne sono delle grandi verità. Sì, credo che un aspetto fondamentale di questo messaggio stia nella possibilità di chiedere aiuto, cioè nel momento in cui affrontiamo da soli questo dolore, che è un dolore che invece ha bisogno dell'aiuto di qualcun altro, può essere che rimanga lì per anni e che agisca silenziosamente, rimanendo poi inespresso, e quindi il trauma per l'appunto può ripetersi anche per lunghissimo tempo. Bisognerebbe cercare di superarlo il prima possibile, di vincere o bisogna lasciare che sedimenti, che si prenda il suo tempo, con le conseguenze che poi ci possono essere però.
Ecco, io credo che la cosa importante sia, mi ripeto, poter affidarsi a qualcuno, cioè non tanto superarlo, ma quanto poter esprimere il dolore, avere la possibilità di esprimere il dolore. Non so se un lutto traumatico si supera, diciamo. Forse credo ci si possa arrivare a convivere e a volte bisogna affidarsi anche a qualcuno. Ecco. Affidarsi quindi a dei professionisti, sostanzialmente intende dire? Sì, a dei professionisti, ma anche alla propria rete sociale. Sì. Sì, dipende un po', cioè, ogni lutto e ogni persona è un caso a sé, i tempi sono diversi, non si può dire che... Cioè, hanno studiato delle fasi del lutto, ma non è detto, e allora se si legge ci sono varie fasi che uno passa, rabbia, dolore, momenti di solitudine, però ognuno è un caso a sé, per cui se qualcuno sente di non avere qualcuno attorno che può essere d'aiuto, allora nel caso è utile sapere che c'è qualcun altro, o ci sono dei professionisti o delle associazioni che possono dargli una mano, ecco. Però se uno è fortunato e ha intorno una rete sociale che lo supporta bene, potrebbe essere sufficiente anche quella, però avere la possibilità di riuscire a parlarci, non a cancellarlo, cioè, soprattutto uno si trova in difficoltà, capire che può chiedere aiuto, ecco, questo è fondamentale, anche i giovani soprattutto, perché i giovani fanno fatica a chiedere aiuto, soprattutto gli uomini, i ragazzi, i maschi hanno ancora... E quindi questo provoca delle ripercussioni anche nell'ambiente dove vivono questi ragazzi? Voi intervenite anche nei confronti dei più giovani? Sì, noi vediamo anche giovani, persone giovani, sì, ci rendiamo conto che ancora di più con le persone molto giovani è fondamentale poter in qualche modo incanalare questo vissuto in qualcosa che possono esprimere, verbalizzare e condividere soprattutto, perché poi il rischio insomma dell'isolamento e anche di comportamenti insomma estremi magari può intervenire, ecco. Infatti in questo senso mi riprendo quanto ha detto la dottoressa, cioè che i nostri gruppi di automutuo aiuto sono dei gruppi che sono facilitati da una psicologa, ma in realtà quello che funziona è proprio la condivisione tra le persone che hanno avuto questo tipo di esperienza, quindi il supporto in questo senso a livello sociale è uno strumento preziosissimo. La rabbia fa parte delle fasi, no? Ci sono varie fasi, è anche molto frequente nei giovani, tra l'altro, è un modo forse anche di incanalare certe emozioni, di sfogarle, legato alla giovane età o ad altre situazioni, anche forse di incomprensione, si sentono forse più incompresi nel contesto sociale e familiare magari in cui vivono, quando subiscono un tipo di lutto. È positiva la rabbia? Fino a quando è positiva? Quando deve far preoccupare invece? Beh, la rabbia sì, è un momento diciamo molto tipico di quando si vive un lutto. La rabbia è una grande fonte di energia, quindi la possibilità è quella di poterla trasformare in qualche cosa di, come dire, in un motore di attività che poi possono diventare delle risorse per la persona. Cioè, per fare un esempio pratico, vivo questa sensazione di forte rabbia e allora decido di impegnarmi di più nel raggiungere per esempio questo risultato, cioè la possibilità di poter rendere queste emozioni molto forti, trasformarle in qualche cosa che possa essere reinvestito nella vita della persona. Se non si riceve, qua vediamo l'importanza stiamo scorrendo appunto il sito, l'importanza di farsi aiutare, e poi anche curiose, molto interessanti le domande più frequenti che le persone pongono.
Se non si riesce a trovare un supporto amicale, familiare di aiuto, perché tante persone poi subiscono questi lutti, classico esempio di persone anche abbastanza anziane, muore il partner, una vita insieme, però nel frattempo, essendo molto anziane, tutta la rete amicale non c'è più, non necessariamente esistono, e sono dei lutti tremendi, sono veramente delle tragedie. Cosa si può fare? In questo caso, leggo un altro messaggio che è arrivato: che bravi che siete, non ero a conoscenza di questa iniziativa che è molto utile, mi piacerebbe sostenervi, scrive Franca. Ringraziamo la signora Franca. Intanto può anche vedere il sito internet www.deleofund.org, che noi intanto stiamo scorrendo. Ecco, prego. Per perché il lutto traumatico è lutto anche in persone molto anziane. Sì, sì, sicuramente. Poi il Covid ha dato un impulso, perché purtroppo tante persone anziane, tante coppie si sono divise perché il coniuge è mancato. Quello che noi possiamo fare è agevolare e aiutarli, e loro dovrebbero riuscire a poterci chiamare, perché poi il problema delle persone più anziane è la difficoltà anche nel trovare dei supporti in internet, insomma nella rete, perché non sono capaci, non è nelle loro... anche perché in queste situazioni, al di là delle persone anziane, secondo me c'è questo problema, che vista anche la non grandissima credibilità della rete, questo è un dato di fatto. Sì, certo. Cioè non è che ti fidi di dire come trovo aiuto in caso di lutto, psicologo, cioè, non sai neanche che cosa cercare, stai vivendo un lutto, una situazione grave, reale, importantissima, non è che vuoi formarti su una patologia e allora il dottor Google ti dà tra virgolette una mano, poi vediamo sempre in che termini, perché è relativo. Quindi sulla rete relativa, l'importante è sapere, non so, anche vedervi qui e dire esistono. Questo è importante, perché il numero di telefono, cioè la realtà il nostro numero appunto è accessibile tutti i giorni. Noi abbiamo un orario che sono 9:13, 15:19 tutti i giorni, per cui tutti i giorni a questo numero risponde qualcuno che può aiutare, e noi possiamo aiutare anche le persone che sono lontane. Non è detto che la persona debba essere a Padova, noi riceviamo telefonate da tutta Italia. E quindi ascoltate queste persone? Ascoltiamo le persone, le nostre telefonate possono durare anche mezz'ora, un'ora, cioè le persone possono chiamarci anche 2 o 3 volte in giorni diversi per ricevere supporto, oppure per avere informazioni, perché noi facciamo anche un lavoro di ricerca sul territorio nazionale di realtà come la nostra che possono dare una mano. In modo che siano vicine anche sì, cioè anche cercare, sapere, di solito le associazioni proprio per la loro vocazione fanno del bene, per cui anche una telefonata a un'associazione solo per chiedere un'informazione è importante. Ecco. Assolutamente sì. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme con voi, grazie anche dei vostri messaggi, tra poco.